Mamma mia. Il tifoso della Fiorentina può dire tranquillamente sì, ma io se sto saltando così e la prendo col braccio qua, comunque sarebbe stata sul corpo, quindi perché? Quello non guardava nemmeno, non è stato intenzionale prenderlo col braccio, quindi può dire così. Mentre il tifoso dell'Inter può dire tu l'hai presa col braccio, lo devi proprio così. Dopodiché, l'altra occasione, tifoso della Fiorentina può dire tranquillamente che comunque tu fai il movimento verso il pallone, aumenti il volume del corpo, il freestyle, no? Un po' di petto che poi si fa tutto al braccio così, e d'altra parte Fabian Ruiz è stato espulso per un episodio del genere. E quello dell'Inter invece risponde che la prende sul petto, non c'è proprio, anzi il tifoso dell'Inter a parte, ma è Spalletti che è stato esilarante, perché lì stiamo parlando di Sarri e Mazzarri come i chiagnazzari più nel corpo di Spalletti, quindi sparri, sparri tutto insieme nel corpo così. La verità è che certi episodi lasciano discutere fino alla fine dei tempi. La mia opinione al riguardo è che l'ultimo rigore dato alla Fiorentina non esiste, ma semplicemente perché c'è un fallo di Chiesa enorme e quindi non si arriva proprio al cross che porta al presunto fallo di mano di Pep. Il VAR si è concentrato su quell'episodio là, ma l'errore gravissimo è quello di non aver valutato il fallo che fa Chiesa, penso fosse D'Ambrosio. Quindi non c'è proprio discussione. L'Inter viene derubata oggi e adesso a voi le considerazioni, voglio dire. Se voi ritenete che questa sia una cosa normale, se gli arbitri fanno gli errori, bisogna concepirli, bisogna capirli e basta. Oppure se mo sono tutti chiagnazzari. Quando uno recrimina su una cosa evidente e clamorosa, è giusto recriminare quando vieni derubato in un certo modo. E quindi l'Inter ha tutto il dovere, ha tutto il diritto di pensare che il Milan si sta avvicinando, la Roma è addirittura a 3 punti, la Roma che sembrava la bascia. Ha tutto il dovere di pensare male, il diritto di pensare male e di pensare che terzi non ci possono arrivare, oppure che questo campionato, che non ha niente da dire a nessuno, almeno quel friccico di interesse per il terzo posto, facciamo recuperare le altre due che stanno in ritardo. Ma questi sono quelli che vogliono pensare male. In questo caso l'Inter per me è un competitor, più lontano sta meglio è, ma questo rigore non può esistere. Ripeto, per il fallo di Chiesa sul petto che diventa braccio possiamo parlare, continuo a dire che stanno fischiando dei rigori insulsi proprio clamorosi, ridicoli. Ma deve cambiare un po' la regola, perché non è possibile che ogni volta poi si sfiora volontarietà, non volontarietà, ogni volta che viene coinvolto una parte del corpo che non sia così. Lo diceva Boban, mi pare. Non possono giocare a pallone giocatori con le mani dietro. È una cosa naturale, bisogna muoverle le braccia. Se poi il pallone va, che tu non lo vuoi prendere, capisce pure fondamentalmente. Quindi andiamo avanti, mi dispiace per i tifosi dell'Inter, sono contento per i tifosi della Fiorentina, anche perché ci sono state una serie, il VAR è stato intervenuto, quando è finita? Al 120esimo, supplementare, una serie di decisioni pazzesche, e immagino il tifoso della Fiorentina che fosse allo stadio, non potendo vedere le immagini, era su di giri, perché sembrava che tutto dovesse andare contro di loro. Importante avere calma, coerenza e giudizio. Povero Sarri, perché come si può fare? Una squadra, quando si parla, la squadra che ti vuole far allontanare, che gioca contro di te. Io una storia del genere non me la ricordo nella storia del calcio, di un portiere, di un giocatore che si rifiuta, e a termine di regolamento lo può fare. Se lui non esce, ha ragione lui e l'arbitro deve far continuare il gioco. Si rifiuta di farsi sostituire. E Sarri, per me, si deve dimettere. Se non lo esonerano, si deve dimettere, perché la squadra ha completamente mollato gli ormeggi e si è ammutinata e vuole farlo fuori. Si deve dimettere per dignità, perché un allenatore del genere non si può far trattare così. Non ha il polso della situazione, quindi è una storia triste, è un momento triste per il calcio, quando i giocatori decidono loro e non l'allenatore. È un brutto momento. Ma purtroppo questa è un po' la maledizione degli allenatori che lasciano Napoli in un modo o nell'altro. Quando l'allenatore lascia la squadra, vedi Mazzarri, vedi Benitez,
Vedi, Sarri non finisce bene, quindi questo è un messaggio per Ancelotti. Nel momento in cui le strade si dovessero dividere, pensaci pure e fallo in un modo congruo, perché sennò la maledizione coglie pure a te. Da New York, Valerio Fluido è tutto. Questo è un extra, un video extra, perché è importante. Il VAR disastroso, ma usiamolo bene, mamma mia.